prego, le avevo portato via la parola. C'è, come veniva detto prima, un campo di intervento che riguarda l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, io penso anche ad altri paesi, penso alla Cina, che non è soltanto un grande produttore economico, ma può svolgere anche dal punto di vista mondiale un qualche ruolo. Temo però che il ritorno, se non c'è un peso dell'Europa su queste questioni che prima venivano dette, sia un ritorno alla politica dei blocchi, cosa che ha visto sì una certa sicurezza per il continente e per il mondo, la divisione in blocchi, da una parte l'Occidente, da una parte l'Unione Sovietica, ma mi pare che questo non abbia prodotto, seppur nel terrore un qualche equilibrio, situazioni di modifica degli equilibri che appunto oggi vi sono. L'Europa può svolgere un ruolo, se lo svolge dando le risorse come aveva fatto prima qualcuno a Gheddafi perché ci bloccasse i profughi che appunto venivano dall'Africa. Se li diamo alla Turchia con le stesse caratteristiche, credo che lo facciamo un grande affare, perché l'Europa o si muove in maniera coerente tutta sul problema immigrazione e dentro anche il terrorismo, oppure ho l'impressione che lasciando i due blocchi, l'Unione Sovietica, la Russia, non più l'Unione Sovietica, la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, al massimo arriviamo appunto all'equilibrio che avevamo prima. Invece i problemi che ci sono vanno affrontati in maniera molto più consistente e molto, secondo me e secondo noi molto più radicalmente, perché i problemi che vi sono fanno parte dei problemi dell'equilibrio, anzi del disequilibrio che c'è nel mondo. E sì, che ma fa questo appunto il cittadino che chiede, il cittadino che poi i governi devono dare risposte nel breve periodo, cioè per carità far politica nel lungo periodo, contemporaneamente, contemporaneamente ovviamente le azioni che vanno fatte di intelligence nel locale, nell'individuare quello che per esempio non è successo in Belgio, senza modificare gli aspetti costituzionali, ma l'attenzionabilità rispetto a situazioni che sono pericolose, credo che possa essere fatto senza modificare alcunché. Ma quindi rispondendo un po' alla provocazione che aveva fatto Gonzato, secondo lei sospensione delle garanzie costituzionali nel senso può che essere? nemmeno nell'epoca del terrorismo si è modificata la Costituzione, c'è stata l'introduzione di qualche rigidità in più sulle leggi, ma non si è però io non parlo di modifica, parlo di sospensione temporale, anche perché mi permetta 30 secondi. Il giornalista mi pare che pensavano che fosse quello col cappello, poi si sono accorti che non è lui. Sì, non è uno stinco di santo, cioè è indagato per terrorismo, questo è libero. Nel nostro paese quella persona lì verrebbe attenzionata, come si dice. Attenzionata è poco. Non ne farebbe neanche quindi in galera. Nelle forme con cui, adesso io non voglio fare esempi, però le microspie in casa o nella macchina le abbiamo viste anche qualche anno fa qui a Padova in alcune situazioni di difficoltà, leggendo le carte processuali mica inventando. Però io chiaramente ho un'età diversa, però voglio dire, il terrorismo che abbiamo vissuto in Italia, che avete vissuto in Italia, era diverso, cioè non era il terrorismo del kamikaze che si fece saltare per aria. Quei terroristi agivano in modo diverso e quindi chiaramente lo Stato poteva dare lo Stato, Bologna, sì, ma sono state le due eccezioni. Ora sta diventando la regola il farsi saltare in aria. Sì. Quindi siamo di fronte a un terrorismo non convenzionale, a un terrorismo che secondo me, ma non lo dico da politico, lo dico da osservatore, da cittadino, va affrontato con una metodologia diversa, cioè noi non possiamo applicare i sistemi di 30-40 anni fa a un terrorismo, diceva giustamente l'amico in studio, che non si possono nemmeno definire kamikaze questi, perché non hanno uno scopo, non difendono la propria nazione o non attaccano per la propria nazione, attaccano in nome di un ideale che un giorno è Allah e il giorno dopo è tutto il contrario di tutto. Quindi lo spunto che voglio lanciare è questo, la domanda è questa, cioè ha ancora senso agire con sistemi datati di 30-40 anni? Punto di domanda. Credo che vorrei rispondere anch'io dopo, la lascio finire. Ma poi la legislazione italiana consente l'attenzione nei confronti di queste persone, sospettate naturalmente, non ancora coinvolte direttamente, in maniera abbastanza evidente, ripeto. Credo che sia possibile, adesso non ho elementi, credo che sia possibile, avendo verificato in altri casi come è possibile per il terrorismo nostrano. La condizione però è che non può agire soltanto questa, cioè mentre nel terrorismo nostrano la repressione, tra virgolette, le forme di controllo
e da un lato anche insomma, la politica che ha fatto argine, perché anche questo c'è stato, hanno consentito il debellare delle forme di terrorismo nel nostro paese, e credo anche in altri paesi avverrebbe così. Questo ha caratteristiche diverse, si nutre con elementi che possono essere considerati pseudo-religiosi o comunque vengono utilizzati, anche se non sono ferventi religiosi che si fa esplodere, e hanno ragioni nel mondo islamico molto evidenti, e secondo me nasce anche da un conflitto loro interno nella stessa religione. Prima Buba faceva riferimento al fatto che esistono due modi per leggere l'islamismo, attraverso il Corano, attraverso le parole del profeta. Beh, anche questo è un elemento che garantisce invece la presenza di uno scontro anche dentro la religione musulmana tra sciiti e sunniti. Quindi le ragioni sono molto più ampie e sono di natura economica, finanziaria, oltre che militare e politica. Per quanto riguarda qua, io penso che servizi segreti italiani, che hanno dimostrato anche in fatti recenti di saper controllare un po' meglio dei belgi, possono anche attenzionare questa condizione per dare la sicurezza ai cittadini. Infatti volevo chiedere a Boubacar, proprio che siamo un po' anche verso la chiusura, dopo do la parola anche a voi. Secondo lei, che conoscendo anche un po' più radicalmente certi problemi, lei stesso ha detto è vissuto in Francia, quindi ha vissuto, che cosa nell'immediato sarebbe importante fare per evitare che succedano questi fatti e quindi che dilaghi anche una sorta di terrore che poi genera problemi ulteriori? Sì. Allora, su quello io non realisticamente, al di là delle grandi politiche internazionali. Io non vado a ripetere ciò che ha detto il senatore. No, ma quello vabbè, lo diamo serve, per scontato. Cioè, vabbè. Fermare i bombardamenti e accogliere chi arriva con delle regole chiare e certe. Cercare di riportare pace dove non c'è, in quelle zone lì. Però parlo dell'interno nostro in Italia, nel senso... io ricordo un fatto, il fatto di Merano a Udine non è da sottovalutare, perché non è ancora successo da noi, speriamo che non succeda veramente, però almeno lì le forze dell'ordine hanno anticipato qualcosa che poteva succedere, e questo dimostra che devono migliorare il lavoro per comunicare tra di loro, che abbiamo sentito, però abbiamo bisogno che loro cercano di migliorare per parlare e darci più sicurezza. Però abbiamo anche bisogno all'interno nostro, nei comuni, di avere una politica di un futuro sano, di rapporto sano, non di discriminazione. Perché lo dico? Perché ad esempio nel nostro piccolo a Padova, sì nel mio quartiere o nella mia zona, riesco a avere una moschea dove andare a pregare. Io non rifiuto che ci siano telecamere per capire chi ci entra e chi ci esce. Io sono il primo a dire, da musulmano, bisogna predicare in italiano quando siamo in Italia, bisogna predicare in francese quando siamo in Francia. Queste sono piccole cose, cambiamenti che bisognerebbe riportarlo. Lo si porta quando si riesce anche a riconoscere il diritto dell'altro, per non mettere tutti perché il pericolo siamo tutti esposti. Quindi non parlare a livello grande, a livello piccolo dobbiamo anche cominciare a dare i diritti, non di serie A, serie B, come purtroppo oggi succede su tutti i campi, Bossi-Fini, lavoro, dobbiamo cominciare a conoscere i diritti e cominciare a creare un percorso che ci dia un futuro. Però molte persone che sono sul territorio, che vengono da altri paesi, che non hanno la sua cultura assolutamente, eccetera, non rispettano i diritti comuni nei confronti di chi invece magari dell'italiano e là che le persone si lamentano. Perché non li conoscono. Esattamente come capita per gli italiani. Cose. Cioè, io faccio il mio dovere, ma l'Estato è l'Estato. Allora, quindi le regole ci sono chiare, vanno costrette a rispondere. Quindi regole più severe fate rispettare. Il problema è che non ci sono regole. Mi accorgo che anziché della CGIL si sta avvicinando a Fratelli d'Italia, magari ne parliamo a parte. Comunque, a parte le battute. Ecco. Beh, ha detto che lui è italiano a tutti gli effetti. Allora, ha le carte in regola. Il discorso è questo. Allora, primo, mancano delle regole certe e spesso in Italia le regole non vengono fatte rispettare. Quello forse, perché di regole ne abbiamo tantissime, tantissime. Allora, forse non vengono fatte rispettare. Mi ricollego alla provocazione precedente, e per me non è tutta una provocazione, ma mezza domanda seria c'era, non provocatore. No, assolutamente. Allora, si parlava del terrorismo, io non vedo affinità se non il problema dei morti, ma quello lì purtroppo c'erano. Cioè, qui ci vorrebbero delle leggi speciali per dei poteri in più alle forze di polizia, a livello di libertà di controlli, a livello di tante libertà d'azione. Primo. E secondo, se non c'è la certezza della pena, anche se prendono il terrorista, ripeto, ci vogliono alcune leggi speciali. Qui non c'è bisogno di toccare la Costituzione o togliere democrazia. Il fatto che chiunque possa parlare in Italia, a volte anche troppo, vuol dire che la democrazia c'è. Mi raggancio al discorso della moschea.
Perché poi avete detto che siamo in chiusura, no? Sì, allora, io come Fratelli d'Italia, noi abbiamo fatto delle proposte e sono contento di ascoltare che qualcuno è d'accordo come musulmano, che si sente anche italiano, quindi io vedo una persona integrata. Quindi dire che tutti non si integrano non è vero, ma che la maggior parte non vogliono integrarsi, sì. E perché non fare un albo nazionale delle moschee tenuto dal Viminale, dove scrivere i centri di culto ufficiali? Perché le moschee non devono portare i patti lateranensi? No. Fare la stessa cosa che abbiamo fatto con la benissimo, ma allora perché a livello politico? E dopo destiniamo anche l'8 per 1000? A livello, vabbè, l'8 per 1000 dopo l'attentato lo trovo indelicato, se ne può parlare in un secondo momento. In cui vuoi se no diventa uno spot politico sulla pelle degli altri. No, nel momento in cui vuoi regolarizzare i rapporti con la religione, fai così. Se ne può parlare nel secondo momento. Il piano economico-finanziario da presentare, oltre che i dati catastali, una relazione contenente l'esposizione dei principi religiosi a cui si ispira la religione, come fanno molte altre religioni, ma svolta all'interno della moschea, che deve essere in lingua italiana, e soprattutto quali sono i materi e i principi di insegnamento nel caso che alla moschea sia annessa una madrassa, che è la scuola pura religiosa. Perché? Perché nel caso di circa 1000 moschee incontrollate in Italia, purtroppo, poi basta vedere le trasmissioni, si professa che cosa? L'infedele va soppresso psicologicamente, la donna non ha valore, quindi io vorrei che ci fosse un albo, che i musulmani possano pregare, perché è un diritto per tutte le religioni, non soltanto per i musulmani, però in luoghi riconosciuti, in italiano e comunque accatastati e sotto il controllo. Ultima cosa, generalità dell'imam, perché qui sono tutti imam, potrei esserlo anch'io, no? Giusto? No, non è proprio così. No, vabbè, non è così. Lo so, però l'imam normalmente è la persona che ha più rispetto, più esperienza, giusto? Sì. Ecco, allora può arrivare per me un immigrato clandestino che non si sa da dove arrivi, perché sappiamo in molti paesi arabi un conto è vivere sulla costa, ad esempio la Tunisia, un conto vivere all'interno, cioè la mentalità cambia completamente e ci sono le guerre di religione interne. Allora l'imam deve essere innanzitutto una persona conosciuta con dati certi, e soprattutto deve essere un imam iscritto in qualche albo. Prenderemo fiducia nei decenni, perfetto, si potrà allentare anche un po', chiamiamola fra virgolette la morsa, e io non ci vedo niente di male. Però finché non ci sono regole certe anche all'interno delle moschee, nel rispetto delle leggi italiane, io credo che i terroristi in Italia possano ancora attraversare da Trento a Bari liberamente, non solo con il controllo del bigliettiero, basta un'automobile. Lei ha citato una cosa, se fosse siamo fuori tempo massimo, siamo chiusi. Darei a fare una battuta. Questo del rapporto tra Stato e religione è già contenuto nella Costituzione. Darei una battuta di chiusura. Allora, io penso che mi ricollego al giornalista che appunto diceva, penso che la magistratura italiana debba cambiare mentalità. Sono cambiati i popoli che sono entrati, sono cambiati i metodi criminali, sono cambiati, parlo anche la criminalità normale. Quindi ci deve essere una magistratura che deve essere adeguata ai tempi. Io non sono un magistrato, io non sono un avvocato, ma dico per quello che si sente. Ci sono due categorie in Italia che sono bersagliate, sono i politici e sono i magistrati. Una domanda ce la dobbiamo fare. Perché uno fa le leggi e l'altro le applica. Chiarissimo, non torniamo, lasciamo stare che, vabbè, lì si apre un altro vortice. Allora, pene certe, regole sicure, è emerso questo, e dopo rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, ma questo vale per tutti, per cui ovviamente anche chi viene da un'altra cultura, un'altra religione, e controllo, deve adeguarsi a quelle che sono le nostre regole di civiltà, e questo a tutti i sensi. Qui parliamo di rispetto dei diritti anche delle donne, e di conseguenza se vivi in questo paese devi in qualche modo cambiare, adeguarti, altrimenti ce ne sono tanti altri, e fatto questo già sarebbe un passo avanti. Allora io vi ringrazio del vostro intervento, a tutti quanti voi, grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, buonanotte, ci vediamo domani, grazie. Grazie. Il tuo prodotto è From Italy? Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti.
Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire, e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti, e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Eurointernet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio, se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Eurointerm, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo, tra virgolette, anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti del personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato al Bravo Italia.